Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere il gioco 3, la partita 3 tra Carlsen e Anand, dove Carlsen era lo sfidante per battere il campione in carica Anand. Vediamo com'è andata questa terza partita. Come al solito c'è la solita tensione, siamo arrivati da una patta nel gioco 1 e una patta nel gioco 2. Vediamo come andrà questa terza partita, se sarà più combattuta, se i giocatori si riserveranno le energie per il futuro, e vediamo un pochettino com'è andata. Intanto da notare Anand con la sua bella tazza di tè pronta ad avere, perché devi sapere, se non hai mai avuto esperienza di torneo, che con il tuo tempo puoi fare quello che vuoi, ti puoi alzare, puoi andare a bere qualcosa, puoi andare alle macchinette, mangiarti qualcosa, basta che ovviamente non utilizzi telefono o non parli con nessuno. Ovviamente nei tornei super pro ufficiali non hai neanche la possibilità di avere il telefono con te, o comunque ti passano con lo scanner per vedere se c'è oggetti metallici. Nei tornei un pochettino più provinciali sicuramente, se un giocatore è scorretto, il modo per creare, diciamo, dei sotterfugi lo trova. Comunque non siamo qui a parlare di questo, ma di questa fantastica partita. Allora andiamo subito. Carlsen con bianco apre ancora, apertura reti D5, G3. Chissà, vorrà impostare ancora il sistema New York. Ti ricordo che il sistema New York all'interno della reti è essenzialmente fianchetto, poi si gioca a D3, si gioca a C4, si gioca a B3, l'alfiere andrà in B2 e l'altro cavallo andrà in D2 a rocco corto, e si ha un sistema molto ma molto solido ed efficiente. Chissà se Carlsen giocherà in questo modo: G6, C4. Per ora ci sono tutte le idee del sistema New York, cattura, ma subito ci stupisce con donna 4. La solita idea di donna 4 è di fare scacco e allo stesso tempo di riprendersi il pedone che ha appena dato. L'idea ovviamente di questo tipo di sacrificio è quello di far perdere il controllo sul centro, perché questo pedone è molto forte, perché controlla case centrali. Una volta che questo pedone cattura, le case centrali sono di nuovo praticamente terra di nessuno. Donna per A4, cavallo C6, e ora, prima di andarsi subito a riprendere questo pedone, tanto non c'è fretta, l'unico modo che avrebbe il nero per tenere questo pedone è quello di fare mosse assurde come alfiere in E6, ma capisci subito che alfiere 6 non è la mossa migliore, in primis perché questo alfiere può essere subito scacciato da un cavallo in G5, in più lascia il punto debole in B7 e non fa altro che aiutare il bianco. Perciò Carlsen giustamente in tutta tranquillità gioca alfiere G2, alfiere G7. Ancora è inutile riprendersi subito questo pedone, è importante terminare il proprio sviluppo il prima possibile. Cavallo C3 e 5, e solo ora donna in C4. La donna è in una buona posizione, punta sul punto debole F7, possono esserci anche idee di questo tipo, però prima di muovere il cavallo in G5, che è sotto tiro della donna avversaria, bisognerebbe giocare D3. Allora sì che possono nascere idee molto interessanti. La donna tra l'altro controlla anche benissimo la quarta traversa. Insomma, i giocatori stanno bene entrambi. Il cavallo non viene sviluppato in F6 ma in E7 per connettersi con l'altro cavallo, anche perché ricordiamoci che qui c'è questo alfiere in fianchetto fortissimo che, coordinato con la donna, potrebbero creare dei problemi. A rocco corto, a rocco corto. Stiamo per terminare l'apertura, il gioco è molto pari. L'idea ora assolutamente del nero è quello di mettere subito l'alfiere in E6 e scacciare via questa fastidiosissima donna, e magari in futuro spingere anche in F5, cose di questo tipo, ma non si può giocare subito alfiere in E6 perché verrebbe cavallo G5 prima o poi. Di conseguenza il nero dice: io ti gioco H6, così ti tolgo questa casa per il cavallo e mi creo in futuro anche un'ulteriore casa di fuga per il mio re. Generalmente in questi tipi di sistemi spinte come H6 e H3 si giocano tranquillamente. Alfiere D2, finalmente le due torri sono in connessione e ora si preparano anche idee di occupare la colonna C e insieme alla donna di attaccare sul punto C7. Potrebbe essere un possibile piano di gioco. Ora Anand gioca cavallo in D4,
questo cavallo giustamente si prende il centro. Perché se lo può prendere? Perché è sostenuto dal pedone, ma soprattutto dall'alfiere in fianchetto. Questo è molto importante da ricordare, e mosse come questa, che viene comunque giocata in partita, sono assolutamente mosse considerate buone, anche se questo pedone è da solo lì avanti, ma finché è sostenuto dall'alfiere in fianchetto non ci sono problemi di nessun tipo. Ora c'è il cavallo però sotto tiro che deve spostarsi, il bianco lo sposta in E4 e adesso Annan gioca C6. Ok, C6 con l'idea di rendere più forte la propria struttura pedonale per cercare di annientare la forte diagonale di questo alfiere. Un'idea ora possibile al bianco, perché come sai ogni spinta di pedone crea debolezza. Un'idea del bianco potrebbe essere giocare B4, B5 e cercare di distruggere questa piccola catena di pedoni, ma Carlsen preferisce giocare alfiere B4. L'alfiere inchioda questo cavallo, dietro c'è la torre e allo stesso tempo questo alfiere insieme alla donna, insieme al cavallo, aumentano il controllo su questa casa importantissima. È importante che il nero non riesca mai a spingere C5 e quindi l'alfiere aiuta anche questo compito. Finalmente alfiere 6 si può giocare, c'è la donna sotto, ma volevo farti vedere altre alternative fra poco. Donna C1, la donna si ritira. Dove si ritira ovviamente? Si ritira su casa chiara, non avrebbe avuto tanto motivo, non avrebbe avuto diagonali importanti a controllare. In C1 è vero che disconnette le torri, ma è anche vero che almeno la donna ha una buona diagonale. Alfiere in D5, l'alfiere si posiziona in un'ottima casa centrale, ma soprattutto l'idea è: se togli il cavallo, io ti cambio il tuo fortissimo alfiere in fianchetto. Ma Carlsen ovviamente ha in mente qualcosa di più. A4. Iniziano subito attacchi sull'ala di donna, anche questo è un attacco di minoranza, il solito attacco di 3 pedoni contro 2. L'idea è quello di cercare di spingere questi pedoni per evitare spinte, ma soprattutto questo pedone può essere spinto anche in fondo, e è vero, spingere il pedone in A6, dopodiché il nero giocherà B6, ma l'idea è quella che in un finale questo pedone così vicino, alle case di promozione può risultare veramente molto utile. Perciò Annan gioca B6. Segue ora il cambio dell'alfiere sul cavallo. A quanto pare Carlsen riteneva questo cavallo minaccioso. Ora la donna tra l'altro viene deviata da questa diagonale a 5, finalmente viene spinta anche questa mossa qui. E ora torre in A va in B8. Perché questa mossa che magari potrei ritenere passiva? Quali erano le alternative? B5 avrebbe regalato a questo cavallo questa importantissima casa, e tu mi potrai dire: beh, il nero poteva prima cambiare il cavallo. Oddio, sì, se mi cambi il cavallo ci ritroviamo poi che io gioco con questo alfiere qui che ti punta su C6. Inoltre si è creato in C6 quello che si chiama pedone arretrato. Non so se sia la soluzione migliore. Un'altra possibile idea per il nero era quella di giocare F5, era molto carina. F5 minaccia il cavallo deve spostarsi da qui per esempio in D2, e ora la donna può catturare questo punto qui. Ed è buona come mossa, ma è molto complicata come variante. Anand sicuramente l'avrà vista in profondità, non so quanto, perché si può andare molto a fondo nelle mosse. Guarda un po', torre N1. Ora la donna dove può andare? Ha diverse case, ha G4 come ritirata, H5, può catturare anche questo pedone, quindi bisogna calcolare di ogni variante che cosa succede. Per esempio, se si cattura subito questo pedone si perde la donna tramite alfiere F1, perché l'alfiere controlla questa, la torre controlla questa, la donna controlla questa casa è controllata dal cavallo, quest'altra dalla torre, questa dalla torre e dal pedone e questa dal cavallo. Quindi questa povera donna non sa più dove andare. Quindi questa è da annullare. Donna in H5. Donna in H5 potrebbe seguire cambio di torri, cambio dell'alfiere al centro, e ora donna C6 sarebbe troppo forte per il bianco. Minacce
minacce sul pedone B6, troppe minacce, la donna soprattutto del bianco è molto ma molto più attiva rispetto a quella del nero. La mossa corretta sarebbe anche qui, invece di donna H5, torniamo indietro, sarebbe donna G4, ma è veramente troppo semplice per il bianco dare fastidio a questa donna, cercare quasi di intrappolarla, quindi Anand probabilmente non ha voluto andare a cercarsi complicazioni, anche perché sta giocando contro quello che era fino in quel momento, diciamo, il secondo giocatore più forte al mondo, no? Anche se a livello di punteggio era già più forte di Anand. Ok, quindi non ha voluto rischiare, ha voluto giocare torre in A, va in B8. Segue ovviamente ora torre in E1 per evitare appunto spinte di F5, questa torre serve a difendere questo pedone che abbiamo visto importante, e ora l'altra torre va in C8. Dunque Anand vuole giocare per spingere questi pedoni, cercare di portarli più avanti possibile e avvicinarsi alla promozione, anche perché cerca proprio spinte di rottura in modo tale che quando questo centro sarà totalmente distrutto, questo alfiere diventerà veramente fortissimo. La posizione è leggermente favorevole al nero, che ha la coppia di alfieri, queste due torri molto forte, e ha un chiaro piano di gioco da effettuare. A per B6, A per B6. I due pedoni preferiscono rimanere affiancati e l'idea ovviamente è sempre quella di riuscire a spingere. La donna si toglie da questa colonna per andare in F4. Segue torre in D8, H4, evitando, controllando buone case, evitando spinte. Vediamo un'altra possibilità al posto di H4. Se per esempio qui il bianco avesse giocato una mossa come cavallo D2, sembra abbastanza buona. L'idea è quella di cercare di rendere un po' attivo il proprio alfiere o di cambiarlo con quello avversario. Il cavallo qui controlla bene un po' di case e ci avviamo verso un finale patto. Però dopo questo tipo di cattura, donna B4 sarebbe stata particolarmente fastidiosa per il bianco e quindi ancora una volta meglio non rischiare. H4 è migliore. Re H7, mossa che consolida la propria posizione. Ora cavallo D2 adesso viene giocata. Ancora una volta non viene fatto questo cambio con donna B4, ma viene giocata alfiere in E5. Diamo un pochettino di noia a questa donna bianca che si sposta in G4. Come vedi questa donna è veramente seriamente minacciata. H5 e ancora la donna sotto, bisogna spostarla. Donna in H3. Guarda la superiorità di attività dei pezzi del nero nel confronto dei pezzi del bianco. Alfiere 6, minacciando la donna che ora in H2 sarebbe veramente sprecata, in H1 almeno, se non altro, rafforza la diagonale dell'alfiere. C'è molta pressione su questa diagonale, perciò C5 è la mossa più spontanea. Ancora una volta, leggero vantaggio del nero che ha ancora la coppia degli alfieri e una buona posizione dei propri pezzi. Cavallo in E4, cercando di rendere questo cavallo il più attivo possibile, il più fastidioso, fa pressione su questo punto e cerca di entrare in case interessanti. Re G7, una mossa tranquilla e di attesa. Se qui il nero avesse giocato F5 avrebbe consegnato subito al cavallo bianco quella bellissima casa, quindi va bene questa mossa. Cavallo G5 viene giocata comunque e ora Anand se ne sbatte di questo alfiere e gioca B5. L'idea è quella di spingere il più possibile. Stranamente anche Carlsen se ne frega di questo cambio, nonostante è la mossa consigliata ora dal computer, e gioca E3. Questa è interessante. Questa mossa aumenta in modo considerevole il vantaggio del nero e dopo D per E3, torre per E3, la situazione del bianco forse non è delle migliori in assoluto. Ci sono due pedoni isolati, difficili da tenere. Tra l'altro c'è questo alfiere che ora ha la sua bellissima diagonale, questa torre che attacca qui sopra, questo pedone è su casa chiara, c'è l'alfiere che può attaccare, insomma non è una facile posizione. E qui il nero gioca alfiere D4, perdendo parte del suo vantaggio, perché ora questa torre si può ritirare e controllare questo pedone. Si poteva subito
catturare su alfiere B2, anche se era un po' incerta come situazione ancora una volta. Questa torre si poteva togliere, andare qui, aumentare la pressione su E6. Ti ricordo che dietro c'è la donna, quindi questo alfiere non si può spostare. Per esempio torre B6 per cercare di difendere il più possibile questo alfiere, seguivano alfiere D5, sempre facendo pressione su questa inchiodatura. Alfiere D4 per cercare di dare fastidio a questa torre, torre qui, donna F6, insomma era una posizione buona per il nero sicuramente, ma c'erano troppe cose da considerare. Credo che qui il nero non ha voluto rischiare. Alfiere D4, torre in E2, C4, ho finalmente un po' di spinte interessanti, cavallo per, pedone per, anche questo pedone adesso è un pochettino debole fin quando non viene spinto almeno su casa scura, alfiere in E4, C per D3 e ora torre D2, non c'è nessuna fretta per catturare questo pedone, donna B4 con doppio attacco, torre in A in D1 e ora alfiere per B2. Ok, il nero ha momentaneamente 5 pedoni contro 3 del bianco, ma non c'è ancora alcuna fretta. Donna F3, cerchiamo di posizionare la donna in una casa migliore. Alfiere F6 e ora torre D3. Carlsen recupera un pedone sempre sotto D1, ma torre per D3, torre per D3, torre D8 e a questo punto, dopo questa serie di cambi, la partita è matematicamente patta, perché è vero che il nero ha un pedone in più, che è questo qui in B5, che è pronto per essere spinto a promozione, ma la sfiga vuole che questo pedone arriva su una casa di colore bianco che ovviamente il bianco potrà controllare quanto vorrà, poiché potrà posizionare donna e alfiere su case chiare, e il nero non ha proprio matematicamente i pezzi per controllare la promozione di questo pedone. Quindi in più gli alfieri si dice che sono di colori contrari, cioè uno che si muove solo su case chiare, uno che si muove solo su case scure, e questo in genere aumenta sempre di tanto la possibilità di patta, ma in questo caso è proprio matematicamente patta. I due giocatori continuano a giocare per un pochettino, giocano alfiere D3 e qui viene giocata donna D4, lasciando a gratis, come si dice dalle mie parti, questo pedone. L'idea ovviamente è quella di cercare di centralizzare la donna e di portarla alla difesa del re, perché donna qui con alfiere possono creare seri danni. Ma che cosa sarebbe accaduto dopo, non so, alfiere 7, una mossa di questo tipo? Non si lascia in presa il pedone, per esempio potrà seguire donna N3 minacciando questo di pedone, donna B3 difendendo entrambi i pedoni, donna N4, ora ci sarebbe stato questo attacco che sarebbe stato molto forte. L'unico modo per cercare di difendere questo punto era giocare un po' con gli scacchi in questo modo, ma su donna N5 finalmente prima o poi questo pedone cade, motivo per cui il nero decide di darlo subito quel pedone. Donna D4, viene ora catturato questo pedone e ora niente, si gioca fin quando praticamente si può, ma la partita è già finita in pareggio. Cattura, un po' di manovre di questo tipo, vado molto velocemente perché non c'è nulla di interessante, cambio e ovviamente una volta arrivati a questo punto la partita ora è veramente pari. Bene, anche arrivati alla terza partita, questa volta i due giocatori hanno giocato più in profondità, siamo arrivati alla 51esima mossa e anche il gioco 3 finisce con un altro pareggio, e questo è sintomo che i due giocatori sono veramente forti allo stesso livello. È ovvio che una partita finisce in pareggio quando nessuno dei due giocatori commette un errore importante e quindi l'altro giocatore non può approfittarsi dell'errore, e quindi ci sta che anche questa terza partita sia finita in pareggio. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!